La corsa contro il tempo per l'approvazione della legge di bilancio ha fatto sì che diversi interventi approvati dal governo, rottamazione quater inclusa, fossero inglobati in un unico articolo da quasi 1000 comma. La sanatoria delle cartelle Equitalia è contenuta nelle previsioni che vanno dal comma 222 al 252. Sono 30 punti per capire chi ci rientra e come accedervi. Attenzione anche ai requisiti, ma anche alla data della domanda. La cancellazione, come abbiamo ribadito più volte, interesserà solo i debiti sotto i 1000 euro e solo le cartelle che vanno dal 2000 al 2015. In questo caso sarà automatica fino al 31 marzo 2023, quindi non ci sono problemi o rischi. La rottamazione quater è stata estesa anche ai debiti il cui ruolo ha base territoriale. Pensiamo alle multe e al bollo auto. In questi casi si precisa, a seguito delle polemiche dei comuni e delle regioni, la cancellazione automatica riguarda solo le sanzioni e gli interessi. Per l'importo del debito la decisione spetta a chi di competenza e potrà variare, quindi spostandosi di qualche chilometro in più al secondo dal comune. Questa decisione ha fatto molto discutere. Allo stato dei fatti non si poteva agire diversamente. Per importi maggiori il contribuente pagherà solo l'importo capitale e le eventuali spese di notifica. Non sono quindi più dovute le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio. Qui però bisogna stare attenti alle date per non perdere l'agevolazione fiscale. L'ultimo treno per la rottamazione quater di debiti superiori a 1000 euro passa al 30 aprile 2023. Dopo questa data non sarà infatti più possibile fare la domanda. A breve l'Agenzia delle Entrate renderà note le modalità di partecipazione. Nel frattempo è stata confermata la possibilità di aderire a questa agevolazione anche per chi era decaduto dalle precedenti. Sono diversi contribuenti che nel dubbio a dicembre non hanno pagato. Il termine ultimo per il pagamento è il 31 luglio 2023. Tuttavia è anche possibile richiedere la rateizzazione in massimo di 18 rate. Ci sono però delle regole da seguire in caso di rateizzazione per la rottamazione quater. La prima e la seconda rata devono coprire il 10% dell'importo totale con un tasso di interesse nella misura del 2%. Il pagamento di queste scadenze dovrà avvenire rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Di seguito quindi il calendario delle scadenze successive che andranno al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre con cadenza annuale con inizio dal 2024.